Passo minimo, Magnetti, vai, 4000. Ok, diagola. Ok, 4, 5, 6. Eccola lì. Eccolo. Allora, va benissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1 giù, i giri sulla mappa. 2 sulla mappa e la pressione. Veloce, bastano 2. Io ascolto il post che mi dice che inutile stressarla per 3 volte. Ok. Faccio sempre 2. Ok. Siamo qui. Andiamo a 2000 giri. Allora, bisogna controlli per decollo. Pompa 1 e 2 on, ci siamo. Le luminose tutte spente. Poi busta dyno magneti allineati 286. Perché lei? Più o meno ovest comunque. Propeller passamino, flap 17 qua e anche l'esterno sì, comandi di volo liberi e vai col tettuccio. Allora, 1, 2 qua. No, perfetto. Chiuso e bloccato. Parate la John. Ok. Trento India Alpha 656 ready for backtrack 36. Copy, backtrack report ready. Report ready, line up ready. 36 India Alpha 656. Ok, vamos. Andiamo vecchio alla fine. Allora io farei, andiamo a vedere il Brenta, entriamo dalla Val di Nonta, così non perdiamo tempo. Ok. Allora, pista libera, finale 1 libero, finale 2 libero. Ok. Salve. Perfetto, niente pronti, allora, su, tutto su, via spente, è partito, lì chiuso, perfetto, 0. Trento India Alpha 656 line up ready for departure. Io faccio qualche video. Sì, sì. Copy, 36 for departure wing cap. 363 taking off India Alpha 656. Vai, allora. Take off power, set. Airspeed is alive, both sides. 50 knots. 55 rotate. You mean for 70. Thousand feet, flaps up. You mean for 90? 6 Trento airport net 41, no traffic report. Copy that. We're leaving 9 November 1. India Alpha 656. Questo bordello è l'aria, Copy report. Ok. Oh, l'aria che arriva sul microfono. Sì, almeno. ma... Senti che roba, oh. Sì, sì. Ok, cominciamo a calare. 99 va benissimo. Togliamo. Andiamo al 25,5 di map. Gradualmente. E andiamo di elica. Giri. E se E via.
Dai, a 90 nodi, a 500-550 al minuto, non è male, freschina l'aria stamattina, per fortuna. Sì che va meglio, guarda. Sì, sì. Io di solito non sale così neanche da solo. No? Siamo in due, quasi, insomma, 98 litri. Camassa. Dopo è vero che è appena tornato dalla manutenzione. Cioè, dicevo qua, vedi, entrare dentro qua. Oppure andare dalla Val di No, adesso vediamo, dai. Potremmo andare dalla Val di No, così siamo già sul lago di Molveno. Guarda dove ti sembra più aperto, mi sa che è uguale. Dall'altro dici? Molveno? No, guarda dove ti sembra più... Ah, vabbè, sì. Cambia molto. Forse è più aperto là addirittura. Infatti nella Val di No. Comunque c'è una coperturina, vedi? Sì, perché c'è questa inversione sui 1500. Sì. No, cos'è? Sì, 1500 credo. Ma entri? Sì, Ah, scusami. sì. C'è inversione a 1500, quindi rimane sotto sta merda qua. Al di sopra dovrebbe essere E pulito. sopra dovrebbe pulire, sì, però tu noi dobbiamo vedere sempre il terreno in vista. Già. Vediamo la temperatura, allora, via la after take off checklist, cioè vediamo qua perché le robe qua bisogna ricordare di farle perché è molto importante. Dopo, oggi abbiamo l'aereo del cazzo con 4 robe, domani aereo 50 robe, è tutto checklist, no? Quindi, ora atterraggio come richiesto lo spegniamo, 400 grammi l'abbiamo fatto, flap 0 sì, mappa 25.5 sì, propeller 5000 giri sì. Ok, pressione carburante, controlliamola, 2,9, perfetta. Vediamo, salita crociera, altimetro regolato, sì. E la checklist che è fondamentale, ma... Oh, non riesco a beccare, ma nonché è turbolenta. Ok. Bussola magnetica allineata, sì. Avvicinamento dopo, boh, perfetto. Ci siamo. Allora fammo trimare un attimo. Adesso tuo. Perfetto. Tuo? Ah, mio? Sì. Te l'ho fatto vedere dov'è il campo dell'emergenza lungo quello che ho messo sulla chat? No, allora ce n'è uno che è qua vicino al carcere, no? Che è messo Che è per quello così. lì. Esatto. Scusa? Vai. Quello. Sì, che non so come Ok. sia, però. No, è un campo di patate. Cioè, rispetto a quello che dico io, che è là. L'hai mai visto? Hai mai sorvolato? Andiamo a vederlo. È molto importante che lo vedi. Perché se sei qua e ti pianta e non arrivi in aeroporto, arrivi lì. E quello è molto bello perché è lungo, è 1,1 chilometro 100. Addirittura. Cioè, tu quando... beh, adesso lo vediamo. Quando l'Adige fa una curva a sinistra, raddrizza e poi una curva a destra. Dove è raddrizzato? Guarda l'autostrada come riferimento e proprio a bordo si sente, ti pure dove vuoi. Vai più in là e guardatelo. Aspetta, diciamo che andiamo. Trenton Java 656, leaving November 1, northbound 2000 feet. Quindi qua? Copy that, you will test Bolzano. Negative, we go west and south, so will be Trento. Copy that, closing at 47, you. Allora, vedi lì dove c'è la retta dell'Adige, il punto cui è retto, qua. Sì. Guarda a fianco, non vedi un prato prima dell'autostrada? Sì. È bello lungo, eh? Ma sai che sta? Sì, bello. Porca troia. Quanto è largo? Adesso non me lo ricordo, francamente, stai più qua che lo guardiamo bene, te lo guardi bene. Ah, bello. Ah, fa proprio anche la curva volendo. Guarda che roba. Sì, bellissimo. Capisci? Tra l'altro c'è anche prima qua volendo. Sì, io quello non lo so, io ho guardato quello lì che è bello lungo, 1,1 km. Tu sei andato a vedertelo? No, ecco, ho detto, prima volta che vengo su in bici, vado a fare un sopralluogo, cazzo, perché però a vederlo a occhio sembra bello, Dopo da questa testa chiaramente... Beh sì, però sai, meglio mettere le ruote per terra. Guarda l'olio. Saliamo un po' di meno. Ma che bello vedere Fire. Infatti. Ok, allora mettiamo la 130 e teniamo in monitor la 119 finché non siamo lontani. Ok, allora adesso facciamo chiamare qua becchi a volte gli elicotteri che entrano, no?
quindi chiamata all'aria in Alfa 656, all'altezza di a nord di La Vista e sta entrando ora alla Rocchetta direzione ovest. 3480 piedi. allora qua è il punto cieco, no? Falla sempre la chiamata prima di entrare, che se sulla 130. Io qua ho beccato l'elicottero e mi ha detto ok, accendo il TCAS e mi ha visto col TCAS. Se no la allarghi un po'. Sì, allora sempre meglio allargare, però in ogni caso falla la chiamata, cioè qua non ti costa un cazzo. No, chiaro. Per far scendere un po' la temperatura, facciamo correre un po' di più, va bene così, mettilo a 100 magari, salire e tienilo a 100 nodi. Dagli il colpetto a picchiare. Ah, di primi dice? Sì. Vabbè. Ma possiamo anche iniziare ad andare dentro, che tanto. Sì, entra. Mette Lombardo. Ti trovi bene con l'iPad così? Sì. Cioè io, se avessi un Garmin 3000 userei quello, però vabbè no, insomma. Qua mi dà 27 nodi, non so come cazzo fa stimarmi. No, ma io l'altro giorno me ne dava 50. Cioè, ti fa anche cagare in mano, delle volte l'ho beccato 40 nodi, dico puttana adesso. Ma non so come fa, giù, adesso 33 nodi. Un po' più in qua, se è vero che nord, stiamo sopravvento, diciamo. Questa strada qua va a Faida? Sì, va a Fai, questa? Non la vedo. Ah, vabbè, Vabbè, lascia perdere. fatela vedere. C'è un bel sentiero che viene giù se ti piace fare discesa con la bici. Ah. E giù da là arriva prima delle gallerie, qua sotto. Ma dai, Una figata. bello. Quindi ci andare dentro qua. Ci sei. Ma che bello. Figata. Vabbè, di no, ne conosci, no? Ho girato. Beh sì. Vuoi andare a girare là? Se non l'hai mai vista, sei mai andato fin là? Fino a No. Santa Giustina. Qua sei già entrato? Sì. Allora andiamo a Santa Giustina. Che te lo vedi. Qua ti vedi anche il capo Intermon, no? Sì, che è dall'altra parte. È qua, su questo lato qua. Sì, sì. Tra un po' lo vedi. Vedi qua dove c'è il Termon? Ah, eccolo lì, sì, davanti a noi. Adesso lo vedrei qui sopra. Oh, di fronte alla montagna, cioè è così. Servizio antincendio a 30. Charlie, ho sentito. Ho sentito un Charlie però. Sì, ma parlava con Trento. Servizio antincendio da 30. Antincendio da Trento. Ah, ok. Antincendio 30, simulazione emergenza, simuliamo un incendio, un velivolo in posizione perfetta Forte Torre. Simulano i bombi, ciao. Vediamo al monitor di Trento. Che strano stare a destra, vecchio. Lo so. provato? Ma madonna, ho fatto anche dei colli atterraggi a destra, non è facile. Perché Cioè, non sei tutto lì- abituato. No, ma anche la prospettiva ti cambia. sì. Devi abituarti a guardare lì tu davanti. Esatto. Allora, guardalo lì, aspetta, Eccolo lì. La vedi quella casetta? Sì. Ecco, lì è il Ah, campo. eccolo, sì, Vedi sì. cosa c'è davanti? Sì, sì. dentro giusto, Per vecchio. fare tazza in cosa, Dai, che è il lago. È là. Ah, è davanti. Questo cos'è sto canyon qua dentro così? Sempre Val di Non che sale. Qua sali c'è un passo, l'ho fatto, non mi ricordo mai il nome. Ma tu abiti qua, sbaglio? No, No, però Roberto, vedi- tu. E di là c'è Bolzano, come passi lì c'è Bolzano. L'amendola. Mi sembra bravo, Amendola. Passo dell'Amendola. Non mi ricordo mai i nomi, cazzo. L'ho fatta per la prima volta l'anno scorso con mia moglie, siamo venuti in un hotel qua, Val di Non, che... E siamo andati al lago di come cazzo si chiama quello lì, Caldaro? Quello Sì, vicino a Bolzano? Sì, Caldaro. Però bella il passo della Mendola, e invece l'andata abbiamo fatto tutto il giro da sopra, da nord, ancora più bello. E entri a Bolzano dal paese Dana, come cazzo si chiama? Eccola Sì. qua la copertura, guarda, 4.500, guarda, più o meno. l'avevi beccata. Allora, adesso ti stai sotto, ti faccio vedere il lago e poi lo buchiamo sta roba qua, perché stiamo nella parte aperta, ma
dobbiamo assolutamente provare questa ebretta. E la buchiamo o stiamo sotto? Cosa vuoi fare? No, adesso ti faccio stare sotto per vedere il lago e poi la buchiamo. Sì, ma è uno straterello di 30 metri, Lo so, però se ti si chiude sotto no, non chiaro. puoi più volare, puoi fare. Vedi che merda di boschia. Figurati andare in Marmolada oggi, ma neanche. Ti beccavi tutto chiuso, in mezzo magari passo a... perché lì le cime sono dai 3.000, 3.200, 3.300 lì intorno, hai... Ho guardato ieri facendo il briefing, la pianificazione hai la Marmolada qua hai Sassopiatto a Sassolungo, Pistoia, passo qua è bello alto già, per passare in mezzo volevo passare a nord di Pistoia, viene giù, tiene sia Marmolada sulla sinistra. Molla un attimo, scusa. Eccolo lì. C'è poca acqua, No, ha fatto un bel nido, lo sai? Dove? Dove c'è l'iniziazione del canoe in acqua, laggiù, dove entra il canyon a destra. Ah? No, adesso manca acqua perché c'è la bella erba, se no. Hanno fatto un nido nuovo, un bel bar, con le piazzole per i camper. Subito al di là, dove c'è la baia. Molto bello. Ah dai, no? Sapevo. Molto bello, adesso che ghiaia. Sì, sì. Per bucare stiamo qua nella Val di Noche, bella ampia, e dopo vediamo com'è sopra, perché se è troppo chiuso non possiamo... Noi già se è broken non possiamo volare sopra, No, no. Il broker fa... Allora, il FIU è 0, allora, 0, 1, 2 FIU, scatter è 3, 4, 5, 6, 7 è broken, ottavi, 8 è overcast. Quindi noi già col broken, se dobbiamo stare sotto andiamo a lavorare. Sì, beh, adesso ti alti sopra, vedi com'è la situazione, Esatto. anche perché di là è un po' più spesso, mi sembra. Esatto, già ancora più brutto, dove non vedi neanche le cime. Guarda, abbiamo fatto bene a non andare in Marmolada oggi. Oggi non vedevi niente, Marmolada. No. Sei mai andato in parafin là? E in verità no, perché sono rimasto sul versante del Stella. Ah, ok. Io sono andato in Aliante e ho beccato 4 bambine vecchie in Marmolada. Anche Sella penso ne... Ma io ti dico, sono salito del collo a Corrodella. Corrodella, ma no, sì, sì. Salgo più 8, più 9. Arrivato a 3002 mi entra al nord sopra il Sassopiatto. Ho fatto vecchio di quelle... Madonna, sa. Non è bello, Sono andato a atterrare. Sì, ma anche atterrare devi, insomma... Io una volta col nonno sulle caserme, c'erano le basi a 2008-3000, sopra il Bondone, Sì. e il variometro era più 7, meno 7 costante, chiusure, cioè facevo fatica a tenerlo aperto, e per venire giù a atterrare le viotte, ci avrò messo mezz'ora con le lacrime agli occhi, non riuscivo a atterrare. Come riaprivo? Facevo una vite, ricce, quel cazzo qua, come riaprivo? E non è bello. Ecco, quando sono atterrato ho detto pace, cioè sei Padre, Figlio e Spirito Santo, ho chiamato il nonno e ho detto nonno com'è là? Ah, bello. Oh, un po' mossa, ma dai, in base, un puntino nero in base. Sì, sì. Madonna, ma come cazzo fa a non sentire niente? Sì, sì, era sempre a casa nostra, no? Non ho sentito di storie. Del resto lui era in cursori, se non erro. Sì, sì, tostone. Di tipo. Eccola qua la copertura. Potevo fare un video. Fai. Tanto la ripetiamo adesso, guarda. No. Sei? Sì. Guarda lì.
Dio, ci vediamo. Che sfiga, io oggi pensavo fosse una giornata tutta limpida, pensa un po'. Com'è che fai a registrare l'audio, scusami? Esco, sdoppio la cuffia Sì? e vado a un registratorino MP3 del cazzo. Quindi l'audio arriva sia alla cuffia che a questo registratorino. Ho capito. Questa sotto, sai? Andiamo sotto? Va bene. Ma no, Guarda che bello. porcaria. Che spunta fuori, Bello però il lago Santa Giustina, Farò 2 foto, dai. Sì, sì. Punto lo zono, bravo. Te lo tengo storto per fare la foto. Guarda. No, mettiti il ciuffetto qua. Solo 2. G. Fatto il video per il tuo amico Lorenzo Luisetto? Quelli che sono stati a cena da voi laggiù. Ah, ok, sì, scusa, non ricordavo il nome. Che tipo quello, ecco. Mi sembra una persona molto intelligente a vederlo, no? Sì, lui adesso è in America. Tipo nerd, no? È un nerdone, sì, però simpatico. Sì, esatto. Non il nerd noioso, simpaticone. Io l'ho conosciuto da qualche mese, con amici comuni, però si è rivelato... Aspetta che ti dico Termon. Chiamata all'aria di Alfa 656 e Termon 5600 piedi. Sai che non lo vedo? Ah, è qua sulla destra, ma glielo dico perché... Sì, no, ero curioso di individuarlo. Adesso guarda, tra un attimo, guarda lì. Eccolo. Hai visto? Sì. Adesso questa copertura è molto bassa, cazzo, ci tocca ripassare perché io andrei anche diritto da Molveno, ma se per caso te la becchi sei fottuto, Come era qua, hai visto che non vedi più un cazzo? E non siamo neanche andati sopra. No. Ci conviene tornare dalla Valle della... Oh, sai cosa? Possiamo andare anche di là? Vedere com'è? Sì, andiamo. Andiamo dall'altro lato. Guarda lì però. Bello. Magari se stai alto non ce l'hai. Bisogna capire cosa c'è lì sotto. Lì sembra pulito. Vecchio, ma sono quelle condizioni che... La visibilità è la prima cosa, Sì. Volo. Allora, vediamoci. Adesso dovresti vederlo, no? Sì. Qua, guarda. Vedi? Proprio qua a destra. Eccolo lì, sì. Con questo non penso che ce la fai. Sì, ce la fai. Sì? Sì, però, insomma... Fai danni o ti arrivi bene? No, però, insomma, se devi riattaccare... Ti devi arrivare perfetto. Vedi, cioè passi però un attimo, non si abbasserà mai, ma se dovessi abbassare sei fottuto, Arrivi neanche devi girarti strumentale con 100 metri da terra. Sì. Passa dentro sopra fai? O no? Come vuoi te, insomma. Sopra fai da qua? Ah no, cosa che te lì, scusami? No, da lì... Andalo, cos'è che è? Andalo, sì, bravo, andalo. Ripeto, se lì in mezzo è chiuso... No, questa valletta qua dietro, arrivi sopra gli impianti di fai. Sì. La valle lì. Giusto. Ma fai quello che ti piace. No, ma va bene, cioè... L'importante è non finire nella merda, perché a livello di visibilità... Guarda qua che bello. È bellissimo, Ma io ho fatto un paio di voli con un limpido. Un paio di settimane, un mese fa, dai. Adesso un paio di settimane che non vado perché non c'era l'aereo. Beh, certo, sì. Poi io avevo da fare. Però non ti nascondo che per volare qua mi piacerebbe provare quel train che c'è lì. Nando Groppo. Bello che abbiamo... bello, sì. Poi mi hai Dopo... provato? No, però me l'aveva detto Marco se vuole provarlo, perché il tipo lo conosce.
Però dico, il volo lineare l'ho fatto per anni con l'Aliante, è più bello così. Ah no, chiaro, però ci sono anche quelli affiancati, Esatto. tipo il Super Stall, quegli aerei lì. Sì, sì. Sai, è un volo un po' diverso, non è turismo. Adesso sono più per il turismo, cioè vorrei avere un aereo comodo col quale fare distante. Cioè andiamo all'Elba, andiamo in Sardegna, andiamo in Puglia, cioè capito? Per farti un volo da qua alla Puglia devi essere dentro comodo, già con questo devi far scalo perché arrivi finito, Sì, sì. 4 ore di volo così. No, a parte che è stretto, ma poi è scomodo. Torre da servizio antincendio. Sì, avanti. Rientriamo dalla strada perimetrale. Buona giornata. Questo come si chiama sto posto qua? Sport maggiore, sport minore. No, quello lì. Leandro, che fai? È l'impianto li fai, no? Santel, mi pare si chiami. Chiamato l'aria in Delta 656, fai della Paganella e rientro nella Valle dell'Asia, direzione est, 4800 piedi. Bello questo, eh? Questo passaggio qua è bello. Benissimo. Adesso avevo 39 dal parcheggio, rulla punto stessa aperta. Bello, bello pulito, eh? Andiamo dentro, dai. O no? Sembra anche a me. C'è sempre quella foschia sopra, però sotto è bello pulito, quindi stiamo sotto, basta. Casomai ci giriamo? Sì. Questo è Andalo? Sì. Ecco, col trail forse qua a terra da qualche parte. Bisogna aver fatto anche ricognizione cavi, insomma, siamo sicuri, sicuramente qualcosa ci sarà, però improvvisarle no, ecco, cioè devi andare lì a guardare prima. Se devi? Eri in principio, dici, in caso di, beh allora sì, anche quel prato lì, dopo magari hai messo, perché non lo vedi? No, no, chiaro. Chiamato all'aria in Delta 656, prossimo al lato nord del lago di Molveno, 4900 piedi, direzione sud. Il lago di Molveno merita sempre, È stato mai il lago di Nebbia? Quello dopo? Lago di? Nebbia? È quello Ok. subito dopo? Bellissimo. Ma ci sarò passato, è quello sull'altipiano lì, come si chiama? Adesso siamo al Veno. Ci passiamo adesso. Poco sotto c'è Nebbia, ma è bello in bicicletta o piedi, non so, dei puntini, è bellissimo. Ma dai, buono a sapersi. Guarda qua gli impianti, chiede? Ah sì. piste? Aperti. Ah, qua stanno girando con le bici. Dici sì? Sì, qua ci sono tutti i bike park, no? Sì. Qua hai mai volato? Qua sai che non ho mai volato? Cos'è che c'è? Dov'è il decollo? Molveno qua? Molvino, bravo. O alle case qua? Famosissimo. Oppure vai poco più sopra in quei prati? Mai venuto qua. Ma allora c'è bella condizione, solo che qua... Poi c'è dietro qua è bellissima la vista qua Brenta dentro. vecchio. Ma che tira su come... E qua sono pacche, e poi quando sono le 3 di pomeriggio ti metti contro vento, sei in francobollo. bloccato, sì, sì. Infatti a me Elicottero non mi è proprio. mai piaciuto. C'è un amico mio che qua ha fatto un'emergenza perché mi ha detto che gli ha tirato su a più di 10 metri al secondo di colpo e si è formato in un blitz, sì, dopo avrà sottovalutato le condizioni, si è formato temporale. E qua, sì, e qua ha detto 10-12 metri al secondo, e temporale, improvviso, col diluvio proprio, e paracadute. Ma qua, solo lì nebbia. Però visto così non dice niente. Dov'è che cazzo? Qua sotto di noi. Ah, quel laghettino lì? Questa merdina qua, col sole. Ti va giù il sole mona alle 2 del pomeriggio, però. L'acqua è alta 4 metri, quindi è tutto azzurro-verde. E ha tutti i pontili intorno. È bellissimo quel prato. Bellissimo. E con i bici ci arrivi da dietro. Poi sali dalla Valle dei Laghi, sali qua per i costoni, sono sterrato. E arrivi qua. Ma che bello, lo vedi adesso un po' vede il fondo, no? Mamma che meraviglia. È trasparente, cazzo. Sì, perché è poco profonda. Questo è proprio un bel posto. Ascolta, prendilo e andiamo sul Garda, dai. Tornando al Garda, cosa dici? Bene, a che parte andiamo? Alla Valle dei Laghi.
quello è l'altipiano che ti dicevo, mi dimentico sempre il nome, no? Il Bleggio. Superiore, no? Di qua. Se qua è ventoso, questo ingresso ovviamente non è dei migliori, no? Vedo già il lago di Cavedine, lo vedi? Sì. Ecco, questa è una zona che ho volato tanto in parapendio, ovviamente. L'asino. Io ho volato tanto, la maggior parte delle volte ero qua in Bondone. Dobrino Santa Massenta, lo vedi? Sì, eccolo lì. Più? Tolgo un po' di map che è Sì. 139. Posso anche rallentarlo un po', Cioè, per non finire. Questa è un po' schiena, scendiamo un po'. Qua falla tutta a 3000, guarda, sei a 4000, no? Vai a 3000 con calma. Io ti tolgo, te lo metto a 2.0 di map Ti togli un po', sono e già metti un 500 scendere. Guarda che bella, scusa un secondo solo. Vai. Voglio fare questa inquadratura perché merita tantissimo, guarda che meraviglia. bello. Guarda che spettacolo. Guarda come sono le nuvole riflesse nel lago, che meraviglia. Adesso ti faccio il tuo lato. Me lo sono goduto solo io. No, ho visto. Vista? Sì. Ok, allora, tac. Prendilo pure. Non c'è che mantenere, siamo a, va bene. Attraverso di quasi a Cavedine. Chiamata all'aria, in Alfa 656. Sento troppo rumore, non capisco perché. Proviamo così. Prova tu un attimo. Allora, fammi passare un attimo. Chiamata all'aria, in Alfa 656, verticale di Lago di Cavedine, direzione sud, 3400 piedi. Siamo perfetti. Io sempre più libero addirittura. Sono andato a provare domenica il wing foil. Ma, Quello con la ma, vela in ma mano. con cosa avevi in mano? La vela, vela. quella gonfiabile? Sì. Ma com'è? Difficile? No. Veramente? Io la prima volta che andavo sull'acqua, mai fatto windsurf. Non ci credo. E sei riuscito? Beh, oddio, facevo qualche bordo, cascavo, non è che... Ma si alzava? No, Col foil? no, la prima Ah. volta ti fa provare... Con la tavola normale? Con la tavola grande, entra il resto. No. E io penso che ho fatto in passato kite e... Ok. Ho fatto kite e quest'anno in ferie c'era da provare a fare windsurf. Non l'avevo mai provato stranamente. Oh cacchio, ma sai che ho imparato in un'ora o un'ora e mezza di lezione? Ma secondo me sono quegli sport che se sei un attimino portato, Sì, riesci a gestirteli. sì. Ma è bello il windsurf, eh? Non pensavo, è più figo del kite, è un livello di... Non sai cos'è? La marea di attrezzatura ingombrante. Mi piaceva il wing foil l'idea perché traffichi nello zaino. Quello è senz'altro. Però, ma non devi, cioè, non avendo nulla di rigido, no? No, perché la vela da sola vola. Ma appunto, ma non ti stanca le braccia dopo un po' a tenerla... Tieni il braccio teso. Quindi non lavori tanto. La prima volta fai una fatica bestiale. Immagino. Ma qualche vento c'era quando hai provato? Ah, si è alzato, poi era l'1 di pomeriggio del all'ora. Non so quanti nodi, ma Una decina li avrei beccati sicuro. anche di più penso perché... Perché faccio un colpo di telefono. Vai su riva che subito dopo il monte, Sì. sulla destra, c'è mio fratello che ha il bicigrill, allora lo chiamo, che lo saluto, non vado mai a trovarlo. No, guarda su che sto arrivando da nord.
Guarda che sto arrivando da nord. Sento, guarda a nord. Sto arrivando con l'aereo. Ciao. È incredibile, con gli occhiali che li ho scarichi mi sentiva bene, così col telefono sente a cazzo. È pazzesco, eh. Scusa, guarda un attimo. Castello di Arco. Ah, bello. Bello, eh? Bellissimo. Mio? Vai, vai. Sono stato su una volta, a piedi. Sarebbe roba da vedere qua, Sì. Ti piace questo assetto? Almeno vedi. Te ne parito mezzo, amore. Uguale. Tu osserva esattamente dove finisce la montagna. Sì. Lì c'è il porto, lo vedi il porto? Sì. Dal porto vieni sulla via che si chiama via Montebrione. Sì. Ecco, lì vedrai adesso vedrai, c'è un campettino da calcio piccolino e lì lui c'ha il biciclino. Ho capito. Adesso gli facciamo un passaggino. Ma il capo da calcio lo vedi lì a sinistra, no? No. Eccolo lì. C'è una piscina prima del campo da calcio, aspetta, eh. Piscina, campo da calcio, e lo vedi? Piscina? Yes. Subito davanti c'è un campetto da calcio, diciamo. Sì. E sulla sinistra c'è la casetta con quelle robe, quelle a tre. Sì. Quella è lui. Ah, ho capito. E gli faccio un passaggio. Saluto, diciamo. Guarda che bello, Dulac. Bellissimo. Barchette. Sempre bello il lago di Garda comunque, eh. Sì, bellissimo. Abbiamo tirato a 1000 piedi, adesso saliamo un attimo. Poi io ovviamente non ti chiedo se ti piacciono ste, ma penso di sì, conoscendo. Sì. No, sai, un altro dice, oh che cazzo fai? No, no, Te sei serenissimo. sì, sì, sì. Guarda che roba, osserva il lago, un attimino da questa parte qua, guarda che differenza dove è sottovento. C'è nord allora, guarda, no di qua, guarda qua. Vedi che lì è fermo, diciamo, e qua Ah, è. sì, sì, sì. La vedi la differenza? Sì, sì. E lì è sottovento di quel cucuzzo, quindi c'è un nord. Esatto. E qui qua me lo dà 26 nodi ovviamente, figuriamoci. No, trovo che sia sbagliata quella roba lì. Oddio. I nodi sono tanti, È enorme il campeggio qua sotto. Sì, Anche qua sono campeggi dappertutto. sì. Non lo sapevo. Pieno. Vedi. Chiamata all'aria, Interpass 56, la riva del Garda, 1800 piedi. Direi che possiamo entrare, se no becchiamo, siamo un po' bassi, ma se no. Vediamo cosa c'è lì a livello di. Se è vero che ci sono, dubito, ma 26 nodi di nord lì dentro qualche voltarella la prendiamo. Siamo sul lato È di qua. di Sì. qua. Che le vedo ferme le nuvole,
Io volavo tanto qua a Sommator, Nomesino, sei mai venuto? No, qua no. Bordala un paio di volte. Ma Bordella... A Parcappetti e... Sì. Ah, ok. Dai, passaggino su riva, meditava, no? Che Dice sempre. Michele. Sempre. Ah, quella è la pista BMX, l'ho vista ieri. Cosa? C'è una pista BMX qua, l'ho vista ieri. Ah, dai, Ma di quelle che vedi in TV? veramente tosta qui. Sì, piena di... No, ieri domenica ero qua. Chiamata all'area Andy Alfa 656 e in questo momento verticale di Torbole, direzione Passo San Giovanni, direzione est 2300 piedi. Qua ti becchi tante volte elicotteri che lavorano ai cavi, roba, quindi è bene farsi sentire. Ma che bei colori, Bellissimo qua sotto, Pazzesco. autunnali. Cazzo che strada è questa? L'ho vista anche con tuo papà, ho detto chissà cosa cazzo è. Che bellissimo andare sul beach. Tu vai con la bici, no? Ma vado quelli la domenica, insomma, vado. Cammini con la bici elettrica, cosa pensi? No, sì, vado, io ho solo quella muscolare, ma vado con mountain bike e bici da corsa, ma faccio sempre una salita che da Nori da casa mia porta a Serrada, sono 1000 metri di slivello Ah, e arrivo su Birra Media e Panino e torno giù, cioè questo è il mio andare in bici, capito? Salutare proprio. Ecco, lì c'è Nomesino lì all'interno, un po' più avanti. Adesso vediamo che sono attorno. Questi paesini li ho... Sai quando li pettini coi piedi che tocchi quasi il campanile, no? Col parapendio? Quelle cose meravigliose che ti rimangono nel cuore, cara. Anche perché là c'è una bell'area che viene su dritta, penso, no? Qua è cattivo, Ah sì? Qua è cattivo perché calcola che entra sempre est-ovest per come è fatta la valle, ma in realtà è sud e nord, no? Come i venti principali. E ti entra l'ora, c'è tanta termica di sottovento qua. Qua c'è un piastrone più avanti, sopra Mori. Adesso vediamo se riesco a fartelo vedere. Sta un po' a destra che... C'è dove c'è il Fano. Sì. Se tu osservi, è proprio qua sotto in questo momento, c'è eccolo lì. Sì. Quello e c'è un altro qua. Vedi quel piastrone lì? Che scalda. Partiamo di quelle robe? Nomesino è lì. Sommatore è là dietro. Ma di quella via dove? Sia Nomesino sui piastroni, sono proprio delle piastroni, sia al curvone di Malga Sommator, c'è un prato, Ah. adesso lo vediamo, che siamo un po' bassi. Chiamata all'area Andy Alfa 656 Mori, 2700 piedi, direzione nord. Qua occhio perché è cieco. Ma che bei questi passaggi. E qua sono salito una volta. C'è la ferrata, no? Che arriva qua. Questa è tosta ferrata, Montalbano. Montalbano, bravo. Tosta, Prati. Vedi quei prati là? Sì. Quelli sono dei colli di Ah, Sommator. ok. C'è la strada, Bello. sulla curva decolli in direzione sud. Faccio vedere dove abito io adesso, che è dall'altra parte. Quella Questa roba scarica a me. Guarda che... Meglio quella merda lì che un termovalorizzatore, capisci? Per certa gente. Quella di Trento è cresciuta, è raddoppiata in 5 anni. Infatti è chiusa adesso. Quella è Campo da Golf, cos'è? Campo È Pratica? un po' pratica, sì. Io lo considero anche quello un'emergenza se dovessi... 200 metri, più o meno, penso, no? 200 metri ce la fai, 200 metri ce la fai, solo che c'è alta tensione prima di entrare da qua. bravo. Lì c'è un campo da calcio, ma è tutto recintato, lo vedi? Sì, è che... C'è l'Adige che è più grande. Allora, vedi questa valletta che entra? Ah, la Vallarsa, no? No, la valletta sì, inizia dopo. Ok. È il Leno che attraversa, Sì. che poi si sdoppia. Sì. Praticamente quella lì è la Valle di Terragnolo che va su verso, entri così e vai su verso Serrada e poi Folgaria. E questa qua è la Vallarsa che arriva alle piccole Dolomiti, Sì. il Pasubio eccetera. Sì.
vedi quel campo che sembra da calcio ma è da rugby? Sì. Quello è sopra casa mia, scendendo un po' all'inizio del paese lì abito io. Adesso qua sotto vedrai la diga di San Colombano. La vedi tra un attimo qua sotto e c'è. Sì, c'è la cartiera, no? Qua sotto. Esatto, bravo, dove c'è gli uffici comunali. Come si chiama il paese? Noriglio, Noriglio. è una frazione di Rovereto. Quella è Terragnolo. Scusami, Madonna, te lo dico dopo, guarda, c'ho un'amnesia. Qua occhio che ci sono dei cavi di alta tensione che attraversano questa valle qua proprio, qua sotto, adesso li vedi. Passo sopra casa mia. Ma lo vedo il palo. Lo vedi, Eccoli qua i cavi, li vedi? Sì, sì. Ecco, casa mia, guarda esattamente i cavi, Sì. quella lì gialla con la siepe testa proprio, con la siepe che fa un angolo così prima di quella villa lì, Ok. davanti al parco pubblico. Capito? Allora, io ci metterei il Trento qua. Questo è il... Questo è Finocchio. No, Sai che arriviamo, essendo le 9 e io non li voglio portare prima, saliamo un po' e andiamo da... sempre che sia libero, la visibilità, vabbè, dai. No, se no passavamo da Folgaria. E... Beh, lì è sempre libero. guarda dov'è, noi siamo a 3.000, Sì. questi qua a 4.000. Io passo a 4.000 lì di solito, quindi... Non è che ormai ci giriamo. O passi sopra. È tutto pulito. ma se devo bucare la merda in mezzo a una valle così dove c'è il passo, anche no. No, Dici? c'è starti qua, casomai. Qua è salita da Beseno, no? Sì. Besenello, dietro Beseno. Comunque l'olio scalda veramente tanto. E guarda che oggi, cioè, non è che sia... Freddo, dai, la temperatura interna. Santino per il campo 2200 piedi di Sì, ci sta. bravo. Ti porta a fianco il cemento qua. Ti porta a fianco il cemento, bravo. Buongiorno Trento, Victor Lima Tango November. No, non mi piace. Non è tanto, siamo Proprio foschia, Sono ma proprio non me la godo. Girati. Per la tracciamento salvo con H1021. 21 e poi ci scendiamo sulla destra da Tione Rovereto. Trento, buongiorno, agli Alfa 656 di nuovo con voi. 5630 avanti. Buongiorno a terra 3600 piedi direzione nord, attraverseremo il vostro campo per lasciare November Echo. Fermi la quota? 3006, Aspetta, riporta il campo. riporterà il campo. Bello anche gironzolare il Trentino comunque, Libero vento. Sì. È che il problema qua è che secondo me sarà più bello magari fra un mesetto. Sì, Basta. si calma tutto. Perché è giornata senza perturbazione. E vai. Rientro tu, Michele. Finiamo la quota qua. Ce lo campo riportiamo. Con le 300, Comando. Libera vento, calmo. Hai una visuale diversa, non c'è un cazzo da fare. E alla fine in teoria dovrebbe essere simmetrica la cosa, no? Sì. Però non so come mai da destra. Vedi? Adesso no, adesso è giusto. E qua devi dargli un po' di piede. Io il destro lo tengo sempre un po' appoggiato. November 28 dopo. Il peso del piede già. Poi chiaramente quando togli, butti giù, devi usare il sinistro, perché hai l'effetto opposto proprio.
quello del Marco ha di comodo il doppio monitor. Sì. È anche vero che il pilota sta lì di solito. Guarda che sporcheria oggi, pazzesco. Non l'avrei detto, giuro. Comunque oggi pomeriggio ho visto che mette qualcosa, hai visto che arriva... Sì, ma sono un po' di giorni, dai, che è un po' così non si capisce. Sì. Anche sta zona qua è bella per... Sì. Bello per vivere, no? Altipiano così, bellino, dico Vantaro. Abita il Marco lì. Ah sì? Sì. Centro linea Alfa 656, cielo campo 3800 piedi, direzione nord della Serrana Brecco. Vento, riporti lasciando. Riporterà lasciando linea Alfa 656. Minuti di volo, ridendo e scherzando. Vabbè, vai qua, vai là. Oh, vuoi vedere che il mio socio mi ha fatto il video? Non l'ho mica detto che ero in volo, eh? Vedrai che ce l'ha fatto sul lago, secondo me. No, ce l'ha fatto a Noriglio. Siamo passati sopra Noriglio. Sì. Sopra casa mia. Grande. Lo sapeva? No, no. Alla radio magari? No. No, probabilmente guardava il... come si chiama? Sai quell'app, guarda? Sì, Flight Radar, quello Flight Radar. È il messaggio che ci ha fatto. Grande. Io... 3-0 South. 3-0 South. E veniamo qua invece. come si chiama il paesino? Villazzano, grotta di Villazzano. Ah, bello comunque. È una collina, no? Sì, vedi dove c'è quella casa che sventa sopra? Sì? Un po' più a sinistra nel nord. Informazioni, buongiorno, chiama il Messia di Alfa. Potrebbe fatica a vederla. Alfa 30 South. Ah, sta qua sotto? Non è che è possibile che tu la veda. Tre case, vabbè, di piccola pianta. Due persone a bordo che esercizio rimanenti pronti a rollaggio. Per la 36 vento calmo con NH1021, riporta quando pronto la Ma contropista. siamo di qua, te lo dici? Sì, adesso gli dico... C'è Italia pure. Differenziale 36 con NH1021 riporterà all'Alfa pronto al contropista, chiama il questa? Messia di Alfa. Charlie Alfa è il Cessna? Charlie Alfa e... Cessna. 30 linea Alfa 656, lascia November Echo 3700 piedi. Pensato. Qua c'è un bei roccette qua dietro. Cioè, ma io decollavo anche qua dietro? Per dire. Madonna, Ci ho mai visto che decollo che è? l'ho fatto anche qualche volta. Io venivo spessissimo, venivo a piedi dal passo del Cimirlo. Dov'è? Qua il passo del Cimirlo. Questo qua sotto? Questo qua sotto, nel suo piede arrivati lì, poi mamma, quel Adesso- prato. E atterravi giù al campo da calcio? Atterravo giù al capo da calcio di Villazzano. Però non erano tanti che volavano lì, eravamo io e mio amico, questo qua che lavora ai Promissi, si chiama Billy Mert, non so se lo conosce. No, non mi dice niente. Sì, anche noi ogni tanto decollavamo lì. Mamma mia, è proprio un pratino che guarda a sud perfetto. Adesso non puoi più. Immagino sarà cresciute piante. Sì. Era lì che prato? Quella lì è la... Sì, sì, è la Piccoli Pronti lì. Atterrabile? Sì, sicuramente. Prendi pure. Ecco, non so perché non li segnalino questi. Bravo. Vai a farmi un po' di volo lento adesso, voglio vederti... Ah, quello è figo, vecchio. Ti piace? Sì. Mi metto dritto lì. Mi piace rallentarlo, 80 nodi. Sì. Tenendo i tre... Parti come target 3.5, ok? Un po' scomodo vedere i comandi. Volo lento di questo cos'è esattamente? Questo ho portato 80.
Non ho capito, scusa. Quant'è il volo lento comunque? Allora, la velocità di massima efficienza è 80, quindi tieni quella come parametro con diciamo con le ali pulite, no? Senza flap. E quindi tu tieni gli 80, poi chiaramente se da solo provatelo, nel senso io da 80 scendo 70, 65 e senti fino a che arriva il fluttering. Quando fa il fluttering mi butto giù. Sì, io adesso siamo da solo, mi sono fatto gli 80 perché non sapevo appunto il parametro. No, guarda. Bravo. Te lo trimo così. Adesso guarda, prova a farmi una virata a sinistra solo di piede. Appena appena, non usare la cloche. Tienilo così. Ok? Molla il piede. Tarda un attimo la cloche, no? La tieni solo, guarda, Sì, la tieni basta. di 80. Però il piede, Certo. ieri, perché lui ti fa da il rollino indotto, no? Certo. Quindi tu la tieni così, se tu muovi gli alettoni riesci a stallare un'ala quando sei vicino allo stallo, no? Qui lavori con la coda, è bellissimo. Sì. Adesso l'ho buttata tutta dentro, ok? Perché come vedi, Io adesso bisogna dargli un po' di mappa. powerline da 9, ci abbiamo davanti i cavi, sono bassi, Sono però bassi, sì, sì. cazzo. Ok, torniamo sul lago. 75, 80, sì. Bisogna dargli un pelo di motore casomai. Ah no, guarda, lascia questa mappa qua e adesso, fallo un secondo. Ok. Sto per sentire. Allora. Questo assetto qua. Guarda com'è cabrato, ok? Sì. Adesso noi vogliamo perdere quota mantenendo questo assetto. Via il motore, occhio di temperatura, ma non siamo. Vedi, siamo 75, Sì. però meno 150, meno 200. Sì, sì, sì. Tolgo ancora motore, tenendo l'assetto. Questo diciamo è un finale fatto molto dolce, però così anche per far perdere quota senza far star male i passeggeri. Tiri 70 e scendi a 300, così non si accorge nessuno che stai scendendo. Perché questo sta a 58, 59 senza flap, no? Adesso proviamo. Ok? 60. Siamo ancora in volo. Eccolo, giù e motore. 60 nodi, qualcosa di più. Con l'ala pulita, Sì, sì. È buono a sapersi, no? Ok, cominciamo a rimettere 5.000. E potremo anche rientrare, cosa dici? Sì. Andiamo, facciamo due virate qua dai sul lago. Guarda qua che meraviglia. Qua dove c'è il campeggio, questo è il campeggio di Antoniolli, Sì, ma sì, che è sì. enorme, Il resto enorme. è affaccia sul lago, è l'unico qua dentro. Sì. Sarà contento adesso del suo aereo? Purtroppo. Com'è che adesso ha avuto danni alla fine? Beh, insomma, io non so nulla perché non l'ho più sentito. Elettronica Certo di sicuro? non gli ha fatto bene di certo, insomma. Beh, però col paracadute spaccava davanti tutto il castello, eccetera. Trovo che è peggio, no? Questa collinetta qua, qua termicavo con l'aliante, ma bassissimo, E una volta che qua ti appoggi a Marzola, basta, puoi andare dappertutto. Gira, Sì, è una bella aereo questo qua. E adesso andiamo dall'Eco 2. Allora un attimo che parte il Mosa lì. Guarda che roba, oh. Sono a 26,5 di mappa e devo usare il piede destro, ma insistentemente, Lo tira, non c'è un cazzo da fare. Sì, sì. Lo tira così.
Marco dovrebbe essere lì a Vigolo, in quelle parti lì. Caposentino, no? C'è. Quello è Vantaro? Vantaro. No, quello come si chiama? Vigolo Vantaro. Vigolo Vantaro, sì, quello lì. Questo è Vantaro. Ah, non mi ricordo mai quale dei due lui. Vigolo è bellissimo secondo me. Mare che dov'è? Tutto il giorno. Anche qua non è male, eh? Beh, sì, è tutto bello secondo me qua. Non l'ho mai preso in considerazione, invece adesso come adesso... Io ti dico la verità, a parte che ho la mia casa. Sì, sì. Però sai, se a 10 minuti tutto sommato dall'ospedale, come distanza, no? riesce a raccogliere, non è per gli studenti.